Caro Ivo Gallo, Caro Lele Marcassa, sei pronto? prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura Un nuovo viaggio! tra paesaggi straordinari. Natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi! Inizia la Racola. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa! sei contento? No, non sono proprio così contento. Uffa, siamo arrivati all'ultima puntata. Sì. Che sarà ricca di sorprese, attenzione, puntata speciale che abbiamo deciso di condividere con un amico. Infatti che non ti ho chiesto dove siamo perché ci siamo già ci ha stati. seguito durante tutta questa ultima serie, ha dimostrato nei nostri confronti un grandissimo affetto e quindi lo vogliamo ringraziare. Andiamo da Massimo! Che è un po' matto, Zanin Family, stiamo arrivando! Massimo! Eccolo! Massimo! Ben tornati Lele e Ivo, ma cavolo, ma non c'erano altri manicomi più vicini? No, questo è il nostro preferito. Sì. Vabbè, Siamo allora, con Massimo Zanin! siete tornati qui? Sì, perché oggi facciamo festa, vedremo alcune delle immagini più belle della stagione che si sta Sì, concludendo. infatti cominceremo dal patrimonio naturalistico che abbiamo vissuto nei nostri viaggi. E lo facciamo insieme a Massimo facendo festa. E fuoco le polveri sia! Un'edizione di Racola che ci ha permesso di vivere attimi irripetibili, immersi nella natura veneta, come in Lessinia, le montagne tra il lago di Garda e la città di Verona. Natura stessa che ha creato, quasi come un architetto del tempo, il ponte di Veia. E che il sottosuolo carsico ha disegnato delle stanze nella grotta di Monte Capriolo di Roverè Veronese. Come non ricordare il giardino botanico del Nevegal, gestito dai carabinieri forestali e che contiene il complesso sistema biologico delle Alpi e che dalla primavera diventa un quadro straordinario di colori e profumi. Ad Eraclea, la laguna del Mort,
ciò che è rimasto della sorgente del Piave dopo una devastante alluvione e che oggi è un ecosistema unico del litorale veneto, circondato dalla lussureggiante e preziosa pineta. Oh, ma avete visto che bella la natura del nostro Veneto? Eh sì, a proposito di Veneto, qualche giorno fa abbiamo incontrato il presidente Luca Zaia. E scusa Massimo, che birra è questa? Cosa Io ho c'ha? fatto l'acquatona, che è una session IPA con essenza di pompelmo biologico, perché ci dobbiamo preparare al caldo, ci dobbiamo preparare alla All'estate. primavera, all'estate. E qual è migliore questa birra qua Prepariamoci, per prepariamoci. dissettarsi l'ugola? Presidente. È un piacere. Piacere mio, Luca Zaia. mi tocca dirlo. Noi a ogni inizio anno abbiamo questa opportunità e questo piacere di Buon anno. trovarci. Perfetto. Allora, Pensa, io ho visto Sì. usare questa, la raccola, a messa. è venerdì Sì. santo. È venerdì santo e non sapevo cosa fosse. Perché non si Perché possono non- suonare le Le campane. campane, quindi i ragazzi facevano festa tra una Ma veramente, cioè, qua è identità. Raccola perché è una rana, no? sì. Il gracchiare della rana. Esatto. E le Olimpiadi arrivano fra un po', eh? Allora, le Olimpiadi ce le abbiamo 2026, fra l'altro forse non tutti se ne sono resi conto, ma andremo a celebrare i 70 anni dalle Olimpiadi del 1956, quindi noi non abbiamo solo le Olimpiadi, abbiamo la celebrazione dei 70 anni e Cortina è figlia di quelle Olimpiadi del 56 e sarà totalmente rinnovata assieme a tutte le Dolomiti perché nel 56 non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, pensate solo al mondo digitale. Avremo 3 miliardi e mezzo di cittadini al mondo che vedranno le nostre Olimpiadi, 2 milioni di persone ci verranno fisicamente, quindi è una roba straordinaria. Quindi è un veicolo di comunicazione per il Veneto assoluto, anche dal punto di vista della promozione turistica, no? Sì, sì, ma è promozione turistica, promozione identitaria e poi siamo patrimonio umanitario, le nostre Dolomiti sono patrimonio umanitario e direi che è una grande occasione per parlare anche di questa eccellenza paesaggistica che abbiamo e ambientale. E quindi gli operatori sono pronti, si stanno dando da fare, Ma sì, guardate, siamo a livello. posso dire, tutto il mondo è paese, no? Cioè, allora, a Cortina che sei a coda per andare, cioè, io non ho mai trovato un posto di grande attrazione turistica dove non fai la coda per arrivarci. Cioè, perché sembra quasi che negli altri paesi del mondo si arrivi con l'auto e la parcheggi davanti all'impianto di ricerca. Non funziona così. E penso che noi abbiamo bravi albergatori, bravi operatori. Pensate che con le Olimpiadi portiamo a casa circa 1 miliardo e 800 milioni di euro di opere che facciamo che altrimenti non avremmo mai fatto. E questa è la vera È operazione. stata un'occasione per rilanciare una località importantissima nel mondo, ma che a sua volta rilancia il paese Italia, quindi, no? Beh, guardate, potrei arrivare a dire che Cortina è la Venezia della montagna, perché oggi questo è. Cortina è eccezionale, è la perla delle Dolomiti, Cortina è stata location di un sacco di film, di location cinematografica diffusissima, anche contesto di letterati, è citato in moltissimi, diciamo, racconti, romanzi, eccetera. Cortina è Cortina, punto e basta. Forse questo dovrebbe essere lo slogan. Cortina è Cortina. E quindi non dobbiamo spaventarci innanzi a questa parola che tanto si sente nominare, che è l'overtourism. Guardate, l'overtourism, allora, il troppo turismo che cos'è? È la difficoltà a gestirlo. Cioè, prendiamo Venezia come esempio. Venezia è patrimonio dell'umanità, è la città dove ogni cittadino del mondo che nasce dice una volta nella vita prima di morire vorrei vedere Venezia. E intanto questo è un grande valore. E a noi non abbiamo paura dei turisti, dobbiamo governare il flusso turistico nel rispetto della città come Venezia, che è un museo open air dall'aria aperta, ma decisamente no, un modello Barcellona che sparano le pistole d'acqua ai turisti, quelli non hanno capito niente. Guarda che il turismo per noi è ricchezza e se c'è turismo c'è ricchezza, ma non per riempire le tasche a qualcuno, per continuare a tenere manutentate queste città, tenere in vita le città e fare in modo che si facciano le cose come devono essere fatte. Quindi chi odia i turisti è fuori dalla storia, chi odia i turisti è fuori dalla storia. Il libro non è un trattato giuridico, è in libreria, scusate, dal 12 di novembre
ed è un racconto, ho utilizzato la base, diciamo la struttura del racconto per dare uno spaccato al lettore in 169 pagine di quello che è l'autonomia, senza far censure, cioè parlo della secessione, parlo dell'assalto al campanile, parlo del referendum della Catalogna, parlo dei primi moti carbonari autonomisti sgangherati anche storicamente, però parlo poi di un progetto che prende corpo, è serio, costituzionale e cambierebbe la pelle a questo paese, che è un paese ormai che ha bisogno di un grande italiano. Di solito quando inizia un anno si dice ti faccio i miei migliori auguri e gli faccio anch'io che si possano realizzare tutti i sogni e tutti i progetti che ognuno di noi ha in mente che si realizzino. Però voglio anche andare un po' più nell'intimo, nel profondo, e quindi voglio fare i miei migliori auguri di buon anno a tutte le persone che non stanno bene, che non godono di perfetta salute. Dobbiamo ricordarci degli ammalati, delle persone che vivono un momento di fragilità, quindi il mio augurio di cuore in particolar modo a loro. E poi lasciatemelo dire, io spero che il 2025 sia l'anno nel quale si parli zero di guerra, si parli di pace. Ci sono 60 focolai di guerra nel mondo, e non c'è solo l'Ucraina che è un grosso conflitto di guerra al Medio Oriente, ma ci sono 60 focolai di guerra, focolai nei quali muoiono persone innocenti, bimbi, cittadini innocenti che nulla hanno a che vedere con questa follia della guerra. E quindi spero veramente, auguro a tutti voi, auguro a tutti noi, ci auguriamo che sia l'anno della pace. Poi vi lascio con delle parole di Hemingway. Hemingway diceva che la guerra è il contesto nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori, e con noi dobbiamo fare in modo che questo non accada più. Buon anno. Grazie. Tutti in Veneto, Batteteci le mani, avete le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, direte gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 caprioli. Massimo, Dimmi, ma perché sta maglietta qua? non c'entra niente Trump. Infatti, E dici perché? Oggi voglio fare una dedica particolare a un bambino, a un pupo che è entrato dalla mia porta che aveva 4 anni, si chiama il piccolo Paccamele, Ivan Pederiva, un appassionato di motocross come lo sono io, e per tanti anni e per tanti anni ancora porterà la casacca della Piave, e comunque nel cuore noi lo porteremo sempre, anche se andrà con qualche altro casatto. quindi Però quindi è in onore a lui, voglio fargli questo omaggio, perché è un bambino che se ne trova veramente pochi, con un'educazione, con una devozione allo sport e un voler arrivare. Quanti anni ha? Adesso ha 12 anni, però ha iniziato alla Piave quando ne aveva 4, è cresciuto qui, adesso sta diventando un pilota di livello, quasi professionistico vorrei dire, secondo come la vedo io, e adesso sta seguendo un altro percorso, però ci crede e la sua casa madre rimane questa. Potrà essere in qualsiasi team del mondo, ma casa sua è in mezzo alla Piave. Ivan, Lui ci crede e ci crediamo sì, anche noi. Ivan, ti vogliamo bene. Allora salutiamo Ivan. Noi in questa stagione abbiamo visto chiese, monumenti, centri storici straordinari, e quindi c'è stata una bella fetta del nostro impegno, del nostro viaggio dedicata proprio alla cultura in questa regione, e quindi vediamo alcune immagini che ci ricordano cosa abbiamo combinato in questi mesi. Il nostro percorso è iniziato a Venezia, alla ricerca dei luoghi di Marco Polo, come la corte di San Giovanni Grisostomo, detta del Milion, dove oggi sorge il teatro Malibran. Marco Polo e il viaggio in Oriente tra il 1271 e il 1295. La visita a Palazzo Ducale, con la mostra allestita in onore dei 700 anni della scomparsa del grande viaggiatore.
Riviera del Brenta, con la spettacolare Villa Pisani, che occupa un'area di 15.000 metri quadrati e conta 168 stanze, costruita nel 1721, oggi museo nazionale. Padova, l'Urbs Picta, patrimonio culturale UNESCO, con i cicli di affreschi giotteschi, dove l'arte per la prima volta incontra l'umanesimo. Siamo stati colpiti dalla meraviglia del battistero del Duomo, che contiene un capolavoro assoluto di Giusto dei Menabuoi, iniziato nel 1375. Abbiamo raggiunto Sant'Anna di Boccafossa, nel cuore della grande bonifica del Veneto orientale. Pensate che in epoca romana tutta questa terra era un sistema di acquitrini che univa le lagune di Venezia alle lagune invece di Caorle. Poi ci fu un periodo piuttosto complesso dovuto alle invasioni barbariche. Come sapete, i Longobardi invadono la città di Oderzo o Pitergium. La popolazione si rifugia verso la gronda lagunare e si fonda la Civitas Nova Eracliana, da cui prende l'avvio il dogato veneziano, che poi sarà, l'origine della Serenissima Repubblica di Venezia. Nel V secolo, proprio qui, venne costruita una torre difensiva. Poi ci fu una terribile invasione degli Ungari nel 1411 e alla fine l'arrivo di Venezia, quando ormai era già una repubblica consolidata, tanto che queste terre vennero gestite dalla famiglia d'Amosto, quindi l'antica torre, la famiglia d'Amosto, il comune è quello di Torre di Mosto. Nel 1871 iniziano i lavori di bonifica, all'inizio privati, per arrivare poi negli anni 20 con il grande intervento che partiva dall'idea di Silvio Trentin, cioè quello della bonifica integrale. E proprio lui in quell'anno, nel 1922, disse: la bonifica umana, scopo essenziale della bonifica idraulica e indispensabile premessa della bonifica agraria. Terre salvate dalla palude, dalla malaria e terre che poi avrebbero conosciuto un immenso sviluppo. Fra poco sentiremo le parole di Simonetta di Weigl, mentre ora visiterò gli spazi unici del Museo del Paesaggio.
Vegal da 30 anni è l'associazione mista di enti pubblici e privati che opera per lo sviluppo socio-economico del territorio della Venezia orientale. Per le aree rurali, Vegal interviene grazie ai fondi comunitari per lo sviluppo agricolo e rurale attraverso il piano di sviluppo locale 2023-2027, che è mirato a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti e a sostenere le imprese agricole e non a migliorare la propria attività, a farla crescere con attenzione alla sostenibilità e alle peculiarità del nostro territorio. In particolare sono già pubblicati bandi per enti pubblici e associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che sono mirati a creare servizi a disposizione della popolazione locale. Con questi bandi è possibile anche sostenere le aziende agricole a diversificare la loro attività. Altri bandi sono destinati ad imprese non agricole per migliorare e innovare la propria attività. L'attività di Vegal naturalmente non si ferma alla pubblicazione di bandi per consentire l'accesso ai finanziamenti, ma siamo fermamente convinti che dare supporto al territorio significhi anche accompagnare gli operatori nella creazione della loro idea progettuale. E in questi 30 anni, grazie alla nostra esperienza e attraverso il supporto di reti che abbiamo costruito negli anni, siamo in grado di offrire un servizio al territorio che lo aiuti nel suo sviluppo e che consenta di valorizzare al meglio queste opportunità che ci vengono offerte. Mi sentirei anche di ringraziare il nostro staff, a partire dal nostro direttore generale, il consiglio di amministrazione ed anche i nostri associati per la proficua collaborazione che in questi anni si è sempre portata avanti. Io ringrazio Vegal per questa opportunità, per approfondire la conoscenza di questa tenuta meravigliosa. Sono arrivato in Villa Bogdano 1880, un'azienda vitivinicola che esiste, pensate, dal 500, testimonianza è il caseggiato alle mie spalle, molto antico. Ora c'è uno sposalizio tra biologico, natura, storia, in un luogo dove ancora si conserva una foresta, pensate, planiziale, quindi si vede quella parte del Veneto così com'era durante il Medioevo. Adesso entriamo all'interno di questa meravigliosa cantina e incontriamo Domenico. È un piacere essere qui con Domenico, che ringrazio della gentilezza e per l'ospitalità. In questo luogo davvero magnifico per la Venezia orientale, che è una tenuta importante, produttiva, ma soprattutto un'azienda davvero storica. Di conseguenza tu hai preso in mano una storia lunga, Domenico, che parte da lontano. Grazie innanzitutto, sì, è una storia che affonda le proprie radici nella Venezia, che nel Cinquecento iniziò con il magistrato ai beni inculti a rendere coltivabili queste terre, e più recentemente verso la fine dell'Ottocento nasce la viticoltura come la conosciamo oggi, con l'arrivo di Barbatelle, l'impianto di quello che era chiamato Tokai e di Merlot. Ed è il periodo in cui anche questa azienda inizia l'attività vitivinicola, che poi prosegue per tutto il Novecento e più di recente nel 2016 con il nostro arrivo. Dove si produce il famoso Lison di OCG, ma tanto altro, vero? Certamente, il Lison di OCG è il prodotto di punta, perché il vecchio Tokai, adesso anche come sinonimi Thai, ed è uno dei vigneti di punta non solo per il Veneto orientale e per il nord-est dell'Italia, ma è uno sicuramente dei vini bianchi italiani che ha più versatilità e più capacità di invecchiamento. Poi oltre al Tokai abbiamo
molti altri vitigni sia autoctoni come il Refosco dal Peduncolo Rosso e vitigni internazionali che ben si adattano a questo tipo di terreno come il Merlot o lo Chardonnay. La cosa poi straordinaria è che voi, attraverso degli investimenti fatti con i bandi del PSL, attraverso Vegal, avete ammodernato tutta la struttura, quindi un'attenzione ovviamente a tutto l'apparato tecnologico e di produzione di energia. Sicuramente sì, sono bandi PSL molto importanti per noi, perché l'azienda, anche in virtù del fatto di essere un'azienda biologica e di avere al proprio interno un bosco che è sito di tutela delle biodiversità, è particolarmente interessata alla tutela dell'ambiente, del territorio e al mantenimento di apparecchiature sia in vigneto che in cantina, che siano tecnologicamente avanzate ed energicamente efficienti. La vostra attenzione è stata anche quella, Domenico, di non consumare suolo, anzi, cosa avete combinato? Assolutamente. La prima iniziativa che abbiamo intrapreso con il Vegal come partner e con i PSL è stata quella di all'interno del centro aziendale di rifare le coperture, smaltire le vecchie coperture. Questo ci ha permesso di installare un impianto fotovoltaico e quindi avviarci verso l'assoluta indipendenza energetica, e questo, ribadisco, è stato fatto su vecchie strutture senza assolutamente 1 centimetro quadrato di consumo di suolo. La cosa interessante è che avete una pianta che proviene dall'archivio storico di Venezia, in cui si vede com'era la tenuta nei secoli passati. Addirittura gli appezzamenti sono numerati, e questo vi ha dato anche l'input per la denominazione di alcune bottiglie, quindi delle etichette che riportano a questa antica storia agricola. Certamente, è una bellissima pianta ed è curioso che è una pianta che ha quasi 400 anni, di fatto sovrapposta con mappe satellitari, sia precisa quasi al centimetro. E per noi è molto interessante perché utilizzando la numerazione di questa pianta per alcune delle nostre produzioni abbiamo voluto mostrare il nostro impegno a fare produzioni di vino non solamente con le nostre uve, ma con uve che provengono da vigneti dedicati, da singoli vigneti dedicati. Che dici? Assaggiamo un po' di vino? Come no, con piacere. Fantastico. Caro Domenico, abbiamo guadagnato il cubo, che è questa torre sostanzialmente. Sotto i nostri piedi si vinifica questo prodotto meraviglioso che è il Lison Classico. Che vino è questo? Allora, questo è un 100% uve Taio Tokai Friulano in purezza e viene da un vigneto del 1943, un 2022. È un vino dalla grande versatilità che si adatta molto bene a piatti di pesce, ma anche a carni bianche, a affettati, a prosciutto crudo, e quindi è fantastico sia come aperitivo che come pietanze principali. Da qua si domina tutta la tenuta, si vede in lontananza quella foresta importante per la conservazione della naturalità di questi luoghi, ci lascia immaginare com'era un tempo la pianura veneta, e soprattutto con la bella stagione che sta per arrivare si possono fare dei percorsi davvero molto belli. Domenico. Sicuramente abbiamo vari tipi di visite in azienda, ma sono molto belle perché durante tutto l'anno vediamo animali, dagli aironi cinerini che popolano la nostra azienda, a vari tipi di rapaci, a anfibi molto interessanti, e quindi è un bellissimo percorso naturalistico accompagnato da molte specie vegetali ed animali, e anche una passeggiata salutare nella natura. So che c'è anche l'ululone che abita il bosco, vero? Sì, è questo un rospetto che ha una caratteristica molto particolare, che durante una delle sue attività preferite ulula nella stagione dell'amore, per cui è una specie protetta e una specie molto divertente. Quindi ci piace credere che sia anche il
quello che mangia e beve in azienda che lo aiuti ad ululare. Ok, quindi si passeggia, si cerca di ascoltare l'ululato di questo piccolo rospo particolare, si arriva qua e si brinda con un fantastico Ilson classico. Alla vostra salute, evviva! Salute, viva! Dalla bonifica all'interno del birrificio. Oh, Lele, sei tornato finalmente. Io nel frattempo mi sono dato da fare perché qui Sì. fanno la birra, la vera birra, con Quella l'acqua buona. del Piave, con prodotti del territorio. Questo è il tino di cottura, eh? Sì. Ok. Quindi tu vuoi lavorare anche? Io sto lavorando e anche perché sai benissimo che a me piace muovere le mani. E quindi guardiamo alcune immagini di questa ultima stagione in cui si parla di produzione, di lavoro, che diventa magicamente una grande festa. Nei nostri itinerari abbiamo conosciuto il lavoro delle botteghe artistiche e artigianali, come la legatoria Cappellina a San Donà, la liuteria nel cuore di Padova, l'eccellenza calzaturiera in Riviera del Brenta, grandi artigiani della moda come Vladi Rigato o il centro di design Rubens Luciano. Abbiamo visto il lavoro in grandi aziende, come la storica fabbrica di porcellana Tognana. O le imponenti infrastrutture e la tecnologia del porto commerciale di Marghera. Le tenute agricole di Eraclea, la Valcasoni, il Cuor di Noce e la Fagiana. È un piacere incontrare il dottor Giorgio Baldo, che conosco da molti anni. Ci siamo incrociati spesso nelle nostre vite parallele, soprattutto con il Festival della Bonifica Terre Evolute, svolto per 5 anni a San Donà di Piave. Ora però siamo a Boccafossa, Torre di Mosto, in cui esiste questa realtà museale che è davvero unica nella regione del Veneto. E tutto, se non sbaglio, parte nel 2007, Giorgio. Sì. Nel 2007 il sindaco di Torre di Mosto mi ha chiamato per dire che voleva utilizzare questo edificio, allora non completamente attrezzato come oggi,
per sviluppare una valorizzazione di questo territorio. Abbiamo costruito il Museo del Paesaggio. Il lancio è stato 4 mostre per 4 comuni, perché lo volevamo fin dall'inizio far sentire come una creatura di tutto il Veneto orientale, e da allora, era il 2007, ad oggi abbiamo fatto 49 esposizioni dirette, cioè all'interno del museo, su varie cose su cui poi eventualmente ci soffermiamo. Abbiamo sviluppato collaborazioni con gli enti locali, con la regione, con la provincia. Siamo stati finanziati in questa nostra attività da 2 fondazioni che noi consideriamo essenziali per il territorio, dalla Fondazione Terra d'Acqua e dalla Fondazione di Venezia, che ci hanno garantito un flusso costante di attenzione e di finanziamenti. Siamo stati ancora finanziati e abbiamo lavorato insieme dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, con cui abbiamo aperto i nostri rapporti fin dal 2012, con una mostra proprio dedicata non semplicemente al recupero della memoria, ma anche all'attualizzazione della stessa memoria, e che abbiamo successivamente identificato e sviluppato nella Terre Evolute per 5 anni, e soprattutto poi questo contatto molto vivifico per il museo con il Wegal e con le sue iniziative nel territorio. Con Wegal abbiamo iniziato l'attività nel 2014. Con loro abbiamo fatto soprattutto un filone importantissimo, l'arte all'aperto con le aziende agricole, in cui abbiamo seguito sia la Fagiana, sia la ristrutturazione di Cacorniani, molte performance e sculture provvisorie all'interno delle aziende agricole. Ma soprattutto abbiamo fatto nel 2015, in occasione dell'Expo, penso, una delle più grandi operazioni con il territorio. 12 mostre distribuite in tutto il territorio per il recupero del paesaggio del Veneto orientale. Qui c'è anche l'Osservatorio del Paesaggio, Giorgio. Che abbiamo fatto con Wegal, perché abbiamo pensato di seguire le evoluzioni del paesaggio, della sua rappresentazione, dei suoi interventi, ancora a partire dal 2014. Con questo abbiamo seguito il farsi della litoranea veneta e il farsi di tanti progetti di carattere strategico, degli Interreg tra Italia e Slovenia, e ci occupiamo sostanzialmente della costa, dell'evoluzione della costa che va da Venezia fino a Trieste. Noi siamo vetrina e officina. Mostriamo la grande pittura, la grande illustrazione e la grande foto e l'accostiamo con la scoperta di nuovi talenti. Per tutti questi 17 anni noi abbiamo permanentemente seguito questa ispirazione. Mettere assieme, chiamiamoli i titolati, assieme con quelli che si affacciano sulla scena dell'arte. Quindi gli artisti emergenti. Abbiamo recuperato e lanciato, facciamo quasi una funzione da galleria, attraverso tanti contatti con i collezionisti, tanti contatti con i musei, e ci prestiamo a questo lancio, ripeto, un approfondimento del passato che è sempre utile, un approfondimento del contemporaneo, perché noi lavoriamo sul contemporaneo, ma nello stesso tempo il massimo, favorire al massimo i nuovi talenti. Come diceva Calvino, bisogna diventare senza mai smettere di essere. Grazie Giorgio. Sì, Grazie. Sì, certo, grazie. È un piacere incontrare Giorgio Puppin in veste di vicepresidente di Wegal, questo organismo importante per la socialità e per l'accrescimento di questa terra magnifica che è la Venezia orientale. Ma innanzitutto ricorre il trentennale. Ma cos'è Wegal, Giorgio? È importante capire. Buona domanda. No, il Wegal è un ente di sviluppo che si occupa fondamentalmente di promuovere opportunità per il territorio dal punto di vista economico, e quindi attività di sviluppo economico, ma anche ambientale, turistico, comunque di crescita sociale. È un ente abbastanza complesso perché fondamentalmente si occupa di erogare finanziamenti, sono finanziamenti europei che poi vengono ridistribuiti a livello regionale, ma non è solo un ente che fondamentalmente elargisce finanziamenti attraverso bandi pubblici, aperti poi ad una platea molto ampia di
di diversi organismi, di diversi operatori, è anche un vero e proprio asset strategico per questo territorio, perché si occupa in qualche modo di fare da promotore di iniziative condivise, programmatiche, strategiche, che vogliono sfruttare da una parte le eccellenze che ci sono in questo territorio, dall'altra anche promuovere quelle che sono delle necessità specifiche o delle opportunità di crescita, appunto in tutti gli ambiti, che sia lo sviluppo economico, sociale. Infatti si chiama Gruppo di Azione Locale Veneto Orientale. Racchiude appunto tutti i comuni che vanno fondamentalmente dal litorale, da San Michele, dal litorale fino al San Donatese, tutti i comuni in area rurale che possono partecipare. E all'interno di questa area i bandi del VEGA, diciamo questo programma di sviluppo locale, è aperto fondamentalmente ad un'ampissima gamma di operatori che vanno dagli enti pubblici, università, centri di ricerca e quant'altro, fino a le imprese, ovviamente le imprese agricole. Molti dei fondi pubblici vanno alle imprese agricole, sia per sviluppare attività agricole ma anche attività connesse all'agricoltura, e poi ci sono comunque una serie di finanziamenti per tutte le imprese, per qualsiasi tipo di imprese commerciali, artigiane e quant'altro. Questo ne è un esempio. Uno dei tanti, quindi un organismo senza finalità lucrative che mette insieme tante persone che provengono dal pubblico e dal privato per lo sviluppo dei territori che magari godono di meno visibilità rispetto ad altri. Peraltro adesso nell'arco dei prossimi 2 mesi si apriranno tutta una serie di nuovi bandi dedicati appunto sia all'agricoltura che al settore del commercio che al settore dell'artigianato e quant'altro, quindi ci sono tante opportunità da sfruttare secondo me per far crescere questo territorio. Basta saperle cogliere, basta contattare Vegal e entrare appunto, come diceva Giorgio, banalmente sul sito vegal.net. Se sei d'accordo, entriamo a festeggiare io e te da Matteo in quello che un tempo era un casoin, oggi è un bar, una pizzeria, un luogo di aggregazione che ha usufruito anche dei vostri fondi. Perfetto. Andiamo? L'acqua è donna, pietosa come una madre verso i figli. La sua è la gratuità del latte materno. Forse è proprio questa la lettura metaforica del suo essere, che sollecita i viventi a renderle grazie e spinge chi cerca la fine dei suoi giorni ad affidarsi a lei. La natura del fiume dispone il pensiero alla suggestione mitica che esala dal suo fluire e come nebbia sottile fa vaporare dei flutti evocazioni di creature e percezioni di sacralità. Belle queste parole, Lele, ma chi le ha scritte? Ulderico Bernardi, Cara Piave, una sorta di Bibbia per chi ama questo fiume. Come te. E in effetti tu hai dato la possibilità a me di amarlo sempre di più. Perché questo è un po' il tuo ecosistema, il tuo habitat naturale, vero? Lo è per me, ma sicuramente lo è anche per Massimo. Qua abbiamo passato la nostra infanzia, qui non puoi non amare sto posto, sto luogo, sto fiume, anche i sassi che ti fanno arrabbiare quando inciampi, adori anche loro. Guarda qui alla nostra destra abbiamo il Montello, che è un quadro tutto il tempo dell'anno, che sia inverno, che sia estate, che sia mattina, che sia sera, è un dipinto. Alle nostre spalle abbiamo il Monte Grappa, ricco di storia, ma comunque ricco anche di gastronomia, perché abbiamo le Maighe che fanno prodotti eccezionali. Alla nostra sinistra abbiamo il Monte Cesen, la nostra montagna, la montagna delle persone qui della bassa collina, nei piedi della montagna, della collina. Noi quando è sabato e domenica o se vogliamo refrigerio andiamo là per trovarlo. E poi c'è l'enigma che è da una vita. Quale enigma? L'enigma dell'ippopotamo, che noi vediamo l'ippopotamo da star qua sul gretto della Piave. Ma la Giusy da San Polo vedeva la balena e io gli ho detto: ragazzi, non pagate i diritti, non vediamo le gambe. Allora questa è la storia. Voglio conoscere la Giusy, Numero 1 la Giusy. Quindi è un luogo che ci permette di godere di un paesaggio meraviglioso a 360 gradi e devo dire che adesso lanciamo delle immagini perché in questa serie di paesaggi bellissimi ne abbiamo visti davvero tanti. Voi vi aspettate che io tolga lo smartphone dalla tasca? No!
Io ho preparato la famosa sgerola, il gioco dei bambini. Noi da bambini venivamo qui con i nostri genitori a lanciare la sgerola sull'acqua e chi faceva più rimbalzi aveva vinto. Altro che Facebook e Instagram. È tutta un'altra storia. Facciamo il lancio, 1, facciamo il 2, lancio. 3. E ne ho fatti più di tutti. Perché? Perché sono l'animale del piave. Su tutto, il nostro animo è stato fortificato dalla scoperta di paesaggi unici al mondo, dove uomo e natura hanno dipinto scenari eccezionali, come la vista dall'antico castello di Montegalda, lungo la Treviso Stiglia. Il percorso che in Alpago conduce verso la foresta del Cansiglio, passando gli antichi ponti per giungere al santuario della Madonna del Runal. La maestosità dell'abbazia dei Santissimi Vittore e Corona ad Anzù di Feltre, con l'antica chiesa dell'anno 1000, scrigno di arte e storia. Lo stupore, percorrendo il nostro magico sentiero selvatico attraverso i serrai di Sottoguda, per salire a 3300 metri sulla regina delle Dolomiti, la Marmolada. Penso a Giovanni Commisso, che diceva: «Io vivo di paesaggio, riconosco in esso la fonte del mio sangue, penetra per i miei occhi e mi incrementa di forza. Forse la ragione dei miei viaggi per il mondo non è stata altro che una ricerca di paesaggi, i quali funzionano come potenti richiami».
Dimmi! Facciamo un brindisi alla nostra Piave! Con la Piave! Evviva! Cinci! Evviva! E qualche giorno fa sono stato a Udine, dove ho incontrato l'energetica dottoressa Isabella. Evviva! Cin cin. È un piacere essere in questa piazza meravigliosa, il centro storico della splendida Udine, con Isabella che ritrovo. Piacere, sono molto contenta di essere qua. Siamo in un bel posto a raccontare una bella storia. Anzitutto, tu da amministratore delegato di queste due grandi società hai vissuto un cambiamento molto importante, soprattutto nell'ultimo anno. E c'è stata anche una grande acquisizione che si è completata, Isabella. Cos'è accaduto? Noi abbiamo a fine 2024 completato il percorso di acquisizione di Est-Energy. Est-Energy è la società dell'energia che offre energia e servizi ai clienti del Triveneto, nata nel territorio proprio da Udine e Trieste, poi cresciuta con decisione nel 2019 quando il gruppo Ascopiave ha conferito in Est-Energy la maggioranza delle sue società di vendita. Quindi abbiamo creato questa partnership che ci ha aiutato a capire ancora meglio i clienti e il territorio del Triveneto, partnership che si è conclusa con l'acquisizione da parte nostra come gruppo ERA del 100% della società di Est-Energy. Oggi Est-Energy è una società di 270 persone sul territorio, più altrettante nei servizi che ci aiutano a realizzare tutte le nostre attività sul territorio, 70 sportelli, 1 milione di clienti, nata proprio da diverse partnership territoriali. Qui a Udine c'era AMGA, che nel 2014 è entrata in Est-Energy, quindi nel nostro gruppo. Insomma, un percorso che abbiamo iniziato 10 anni fa e non è che si è concluso, ha segnato un punto importante, Est-Energy, una sola azienda, 100% gruppo ERA e adesso tante cose nuove. Quindi avete con questo passaggio anche acquisito le radici storiche di ciò che c'era prima sul territorio, immagino. Abbiamo imparato tanto in questo passaggio. Siamo cresciuti, abbiamo imparato, ci sentiamo di conoscere molto meglio il territorio ed esserci plasmati sulle esigenze dei clienti, dei territori, ma anche degli stakeholder locali. E lo dico con sincerità. Le prime volte che vedevo questa loggia mi stupivo, oggi mi sento quasi un po' a casa, se posso dirlo, anche se si sente un po' l'accento emiliano. No, traspare il tuo entusiasmo, quello che fai, e avete anche una visione futura, evidentemente. Altri progetti? Il mondo dell'energia è salito alla ribalta in realtà soprattutto nel momento della crisi energetica, ma quello che le famiglie e le aziende hanno compreso che è un tema sul quale bisogna prestare attenzione sempre d'ora in poi, e quindi tutti i nostri progetti sono volti a supportare famiglie e aziende a conoscere il mondo dell'energia, gestirlo, ridurre i consumi, attuare soluzioni sì verso un percorso green, ma soprattutto verso il risparmio, che è il grande tema sia per le famiglie che per le nostre aziende di questi anni. Isabella, come essere amministratore delegato di un grande gruppo come questo? Io ho un team, lo devo dire, eccellente, e quando sono col team manageriale di Eracom ed Est-Energy mi sento proprio a casa. Tra Eracom ed Est-Energy, quindi il mondo energia del gruppo ERA, siamo 1200 persone sparse sul territorio, su diverse regioni, e grande soddisfazione. Io penso che noi siamo proprio una grande squadra. Che dici? Passeggiamo per il centro di Udine? Caffettino! Andiamo!
Ragazzi, quanta energia! Eh sì, tanta energia, hai visto? Da buttare. Noi abbiamo vagabondato Sì. in questi mesi. Chissà dov'era? Casa mia. Pronti? Dai! Vai! Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia e quel bambino che giocava in un cortile. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù m'è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù m'è rimasto Dio. Attenzione! Se magna. Grazie, grazie. Siamo all'interno dell'Agri Osteria Massimo, perché qua si mangia divinamente e ringraziamo i ragazzi, ok? Che sono... Chi ha cucinato? Alberto e Saburu sono le nostre forze, le nostre giovani forze. Senza di loro siamo finiti, perché il papà Vittorio si è messo in pensione e adesso io non so cucinare e faccio fede su di loro. Quindi cosa ci proponi oggi? Beh, oggi abbiamo proposto un letto di purè fatto con le nostre patate, le coltiviamo noi, e il musetto con i maiali del mio papà, di Vittorio, con una nocciolina di crème che non guasta mai, perché noi siamo sempre per il territorio vuole questo. E poi ci sarà? E poi ci saranno i nostri gnocchi di patate che sono il top, con ragù di cinghiale, e poi vi ho fatto anche speck e radicchio, tanto per sgrassare un po' di vegetariano, dai. Devo dire che qua si mangia, come dicevo, divinamente, oltre a tutti i panini famosi di questo locale, questi piatti straordinari che poi troviamo anche alla Rondine, sì, in mezzo alle colline. E quanto abbiamo mangiato? Guarda, siete invidiosi, lo so che siete Quanto invidiosi. abbiamo mangiato in questa stagione della raccola. Vediamo un po' di immagini di questo nostro percorso anche enogastronomico. Evviva! Evviva! A voi! Evviva! A voi! Evviva! Evviva! Nei nostri viaggi non è mai mancata la gastronomia, che rende il Veneto una regione ricchissima di tradizioni culinarie. Gli gnocchi alla rondine, tra le colline del Prosecco, patrimonio dell'umanità. Lo spiedo in Alpago, in una sfida gastronomica, nella conca tra il bosco del Cansiglio e il lago di Santa Croce.
La tradizione del folpo a Noventa Padovana, all'estremo lembo della riviera del Brenta, luogo di buon ritiro per centinaia di anni delle nobili famiglie veneziane. La Val Policella, con i suoi vini così importanti nel mondo, l'olio e il risotto preparato da due giovani ma straordinari chef, a base di vialone nano e amarone. Io sono Satollo. Satollo! Che mangiare. Abbiamo mangiato tantissimo. Gli gnocchi, mamma mia. Ringraziamo infatti tutta la famiglia Zanin, in particolare Massimo, per la cordiale e gentile ospitalità. E la simpatia, i suoi racconti. Quanto si ride, Sì, quanto sì, si ride in questo locale. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa. Sei contento? Contentissimo, però... Finisce qua. Sì, ma non si arriva se non per ripartire. Ricordatevi che bisogna diventare senza mai smettere di essere. Da Ivo Gallo! Ma soprattutto da Lele Marcassa. Finisce questa nostra avventura, speriamo di ritrovarci ancora. Ciao a tutti e grazie. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi? Sono arrivati dei ciarlatani, i veri quindi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capriole. È finito. In casa.